Allora, qua stiamo superando il limite. Ora sto perdendo totalmente la pazienza. Stamattina mi portano sulla scrivania un articolo di giornale, del Giornale, che diceva che il Movimento 5 Stelle prendeva in giro i risparmiatori perché nella legge di bilancio non sarebbero stati stanziati i famosi fondi, il famoso 1,5 miliardi in favore dei risparmiatori truffati dalle banche messe in risoluzione dal PD e dal vecchio governo, di tutti quelli che ne facevano parte. Allora, abbiamo stanziato, scrivetevelo, abbiamo stanziato 525 milioni di euro l'anno per i prossimi 3 anni, ovvero più di 1,5 miliardi. Quindi, cari giornalisti che scrivete le fesserie, dovete sapere che c'è gente che sta male, che sta soffrendo, risparmiatori che non possono ogni giorno sentire le cazzate che scrivete per farli, e così facendoli stare male. Questa è gente che ha dei problemi e che non sapeva se riusciva a recuperare i risparmi di una vita. Quindi cercate di scrivere articoli corretti, perché questa gente sta male, va bene? 525 milioni per i prossimi 3 anni. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai.